È un momento importante per tutto il lavoro che è stato svolto in questi anni, in questi mesi di riflessione e soprattutto di programmazione. Il documento è la traccia sulla quale l'IPA e quindi i sindaci, le parti sociali ma anche le parti private e economiche lavorano per dettare appunto quella che sarà la programmazione futura. Con questo documento abbiamo tutte le carte in ordine per partecipare ai bandi del PNR e a tutti i fondi che la Regione Veneto mette a disposizione. Una parte del lavoro importante è stato fatto, continueremo con la collaborazione di tutti gli enti a perseguire delle idee condivise di sviluppo del territorio. Il piano strategico è il punto di partenza, è un punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo, perché butta giù su un documento quelle che sono le idee programmatiche per il prossimo futuro, e questo a livello di idee. Poi nel concreto adesso agiremo con gruppi di comuni per andare proprio a concretizzare quelle che sono queste idee su progetti realizzabili. Dipenderanno da molte cose questi progetti, sicuramente terremo conto delle linee guida del piano per forza di cose, ma saranno anche guidati dalle contribuzioni che potranno arrivare. La cosa piacevole e speranzosa è che sembra la Regione stia ricredendo nell'utilità delle IPA, perché ha dato uno scossone soprattutto in quest'ultimo periodo a questo ambito ottimale, e questo ci fa piacere perché la nostra IPA obiettivamente ha sempre lavorato bene e ha sempre portato dei risultati. Che questo sia stato riconosciuto è importante e ci dà anche, diciamo, lo stimolo per proseguire in questo processo. Avere un piano strategico è uno strumento fondamentale per poter intercettare le importanti risorse europee della programmazione 22-27. I fondi europei non sono un bancomat, ma si accede avendo dei progetti che rientrino in una strategia. L'Europa, ogni euro che eroga, è collegato a impatti, risultati da raggiungere, obiettivi, quindi anche noi per collegare i nostri desideri, i nostri sogni, i nostri bisogni alle risorse europee dobbiamo fare programmazione, partire dalla strategia, dai risultati attesi, dai bisogni da soddisfare e su questo costruire i progetti con interlocutori, mettendo insieme dei partenariati anche molto ampi. Oggi bisogna un po' superare il campanilismo e essere, come sono i nostri sindaci del territorio, dei campanili coesi che hanno una visione comune di futuro, che lavorano assieme per dei progetti di valenza strategica sovracomunale. È fondamentale partire da un piano. Per ottenere i migliori risultati possibili bisogna analizzare a fondo la situazione in essere, analizzare quelli che sono i fabbisogni, e quindi questa partenza mi sembra sia la migliore possibile per ottenere dei risultati utili un po' per tutti. Dobbiamo considerare quelli che sono soprattutto i punti di debolezza per correggerli, per ovviare, però senza dimenticare quelli che sono i punti di forza, perché se sono naturalmente assunti a posizione di punto di forza vuol dire che è più facile premiarli per ottenere risultati ancora maggiori. Sono strategie che confidiamo che con la nostra IPA di poter portare a casa con soddisfazione da parte di tutti.